Il signor Mario ha trasportato legname per lunga parte della sua vita e il mattino dopo la tragedia del Vajont si trovava in quelle zone a bordo del suo camion. Fu tra i primi civili ad intervenire spontaneamente per portare soccorso come poté. Sono passati 60 anni dal disastro, ma il ricordo dello strazio che vide rimane vivido in lui. Io avevo un impegno, avevo 3 geometri da Udine e 3 operai da Cloud e dovevo portarli col camion sulla Puzza, Sì. che avevano a fare i suoi lavori, insomma, ecco. Ero sulla strada e aspettavo questi uomini che montavano su con le biciclette perché tornavamo fuori la sera in bicicletta. Io li portavo solo alla Puzza, li portavo. Ma a che ora? Allora, Che ora? che ora? Alla mattina alle 6, quelle ore lì. E sono sulla strada col camion e sento quella ditta di Paruto che mi chiamano fermati, fermati, fermati che è successo, è venuto giù il Vajont. Io avevano telefonato, allora mi sono fermato e sono venuto su in piazza. Avevo già gli uomini con le biciclette sul camion e sono venuto su in piazza, suonavo la campana per dargli l'allarme così, no? E lì ho trovato gli amici che avevano da venire anche loro col camion, la ditta Paruto e Angelin Lesca. E allora mi ha detto, va là, vai avanti tu che hai già gli uomini sul camion. E sono partito, sono andato. Quando sono stato su il passo Sant'Osvaldo, ho visto tutta al TOC, tutta una lastra bianca. E ho detto, è venuto giù il TOC, è venuto giù. E sono arrivato fino sulla curva delle taglie, vidi che lì la casa dei Menedini, che era la chiesa. Ecco, lì era già le jeep che erano venute da Udine, che era in provincia di Udine ancora quella volta. E allora lì siamo scesi noi altri, e lì c'era carabinieri, c'era polizia, c'era quelli da Udine, insomma, ecco. E lì la casa dei Meneghin e la chiesa non c'era più niente, non c'era. Tutto un fango sulla strada, tutto un fango. Allora siamo partiti con gli scarponi, tutto un fango. E era tutta questa gente, i poliziotti che guardavano, e io avevo il bastone, ho visto un portafoglio dal fango e conoscevo il portafoglio, era quello di Meneghin, che aveva sempre il portafoglio quei grandi lì. Allora l'ho preso su e l'ho dato a questa gente, insomma, ecco. E dopo siamo partiti da lì, siamo andati, perché Ma a piedi? a piedi siamo andati a Erto, perché l'onda era arrivata a San Martino, hanno portato via la chiesa e così. E dopo è tornata dalla parte di là, come che andava così, dove che arrivava portava via e dove che non arrivava rimaneva. Erto era rimasto intatto.
era rimasto, siamo arrivati lì a Erto, c'era il bar aperto e lì si parlava, era successo così, era successo colà, e qua manca quello, qua manca quell'altro. Gli elicotteri che viaggiavano per sopra, dalla parte di là si sentiva a chiamare aiuto, 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 ma gli elicotteri erano quello che erano, o che andavano da una parte o che andavano da quell'altra. E allora cosa facciamo? Allora andiamo a vedere, andiamo su a casa, su per era il sentiero nel Gravone che va su lì. Siamo andati su e si arriva lassù che si vede Longarone. Quando che ho visto Longarone era tutto un ghiaione, non c'era più niente, neanche una casa. Era rimasto 4 case qua su, dove che l'onda non era arrivata, e sono ancora lì, quelle case vecchie lì. Sono. E adesso siamo arrivati fino là e abbiamo visto che Longarone era sparito e da quell'altra parte si sentiva gli elicotteri che viaggiavano e la gente che era rimasta di là gridava aiuto, perché la via del Toc, dove è venuto giù il Toc, c'era come un paese di quelli a caso. Avevano le case, avevano il bestiame, avevano tutto, era sparito tutto lì, era sparito, non c'era più niente, non c'era, soltanto questa roccia bianca che andava giù e basta. Longarone era sparito, tutto un ghiaione, e allora cosa facciamo e cosa non facciamo? Noi non possiamo fare niente, non possiamo fare. E allora torniamo giù a Erto, e torniamo giù a Erto. C'era la cava del marmo lassù, la cava dei marmi, e c'erano gli operai da Erto che venivano giù da lassù, venivano giù, ma avevano perso tutto. Ce n'erano due fratelli che erano dove c'è le capre adesso, sul muro della strada, erano seduti lì, che piangevano, avevano perso la fortuna che sua mamma, quella sera, era andata con un'amica su, era salvata insomma la vecchia, e questi due erano lì seduti su questo muro che piangevano, avevano perso la casa, la moglie e tutto. Era rimasto nome la mamma perché era andata a San Martino, la sua San Martino. E San Martino l'onda non è arrivata fino lì della chiesa, ha portato via la casa e la chiesa, e dopo è tornata di quell'altra parte, e dopo è venuta da questa parte qua, ha salvato Erto e ha preso quell'altra borgata dopo Erto, ha preso quell'altra borgata, ha portato via le case, come che andava l'onda, dove che arrivava portava via. E insomma, cosa facciamo, cosa non facciamo? Noi non facciamo niente, non facciamo. Adesso abbiamo visto cosa è successo, siamo tornati a casa, siamo tornati, perché là occorreva le pale meccaniche, occorreva per pulire la strada, per fare quei lavori là. E Longarone
Allora, io e l'amico Davide Lesca si aveva fatto un contratto con De Antoni, che aveva preso un bosco di legname dentro qua e abbiamo fatto un contratto di portarlo fuori, il legname da là, e portarlo su e non avevamo più niente in mente il paese, a Pieve, su, perché aveva la segheria lassù e aveva la segheria a Longarone dove hanno fatto le fabbriche, aveva una segheria di Antoni grande, lì ce n'era lì legname, ma questo qui lo serviva lassù. E allora bisognava portare il legname lassù, bisognava portare. E come facciamo? E niente, toccava andare dentro alla mattina, caricare il camion, andare per Vittorio Veneto, fare il giro da su per il Favalto, la strada vecchia, per il Favalto, e Ponte delle Alpi, e si veniva su. Dopo, pian piano si tornava a passare di qua e di là, perché le strade si volevano, dovevano fare in qualche maniera. Da Erto andare giù a Longarone non era mica tanto facile, l'avevano fatto sì le piste, ma tutte curve un po', sì, si andava però, quando un po' di tensione che non si poteva correre. Era una strada stretta e le curve a gomito. Ti toccava fare anche manovra su qualche curva per passare, come la Rividaon. Devo portare io alla Rividaon, ma poi col Triassi, senza sterzo, manovra una volta, due, carico di legname e sono rimasto senza freni lassù del perron della Vol. E si viene su e così sta lì, e giù per cambiare e non frena, senza freni. Carico di legname e dopo le righe, allora 4 uomini sul carico, uno con metà la cabina e uno sulla pedana di fuori che si teneva duro. Guarda che mi fermo, mi gratta dopo il muro, no che te mi coppa, allora non sapevo più cosa fare. I freni, niente da fare, e sono arrivato fin sulla prima curva che chiamano, una volta veniva giù la legna e lì c'era un po' di spazio che dopo mandava giù con la salita, con la pista fin laggiù delle stalla. E allora ho detto adesso butto dentro un camion, dentro allora le piante, un fuoco grande, butto dentro il camion, dentro per quella foca e ho aperto la porta verso saltare dentro in mezzo al bosco. E quegli altri non si avevano accorti e sono saltati giù quando che ho buttato il camion dentro per la focia lì, che si è fermato, quegli altri sono saltati giù.
del carico del legname. Che vita, Dio. E l'indomani era a Pilin, quella casa lì, e tenuta là con io su lui, niente da parlare. Comunque, Franco, neanche, non te può l'ho conosciuto, no. Franco Giordani, quella di Pilin, è morta a Lignanca, all'Utalac. Non lo sai. Gli rendoi, lui e suo cugino l'ha fatta tenda a venire fuori e che l'altro era restato solo. E io girare con quei sommosatori, dico qui, a Parciatalo, quando lo chattava qui. E io passavo le mie, no. Ma voi pignanci ricordame. No. Massa battaglie, adesso le rose e fiori, adesso non manca niente, non manca, c'è di tutto adesso, le strade ci sono, le macchine ci sono, quella volta c'era 2 o 3 camion, Avete ascoltato la puntata bonus de L'Onda della Morte, il disastro del Vajont, podcast realizzato da Le Fadis Neris, scritto da Beatrice Del Zotto, montaggio a cura di Elena Spagnolo e Asia Zano, regia di Elena Spagnolo e Asia Zano, introduzione musicale a cura di Sara Santoro. Un ringraziamento ad Alexander Edward, in coproduzione con il Digital Storytelling Lab, Università degli Studi di Udine.